Ciao a tutti carissimi amici del Go e ben ritrovati in questa nuova pillola dove andremo a parlare di occhi. Allora, in un modo o nell'altro ne abbiamo già parlato abbondantemente, sappiamo cosa sono gli occhi, è una delle primissime regole fondamentali che si imparano per giocare a Go. Però giocando con alcuni di voi ho potuto farmi un'idea di quanto un concetto relativamente semplice possa risultare, in virtù della propria astrazione, un po' ostico da comprendere. Diciamolo subito, per far vivere dei gruppi servono almeno due occhi. Di conseguenza, ricordate Omote e Ura, la parte opposta all'altra, Yin e Yang, se per vivere bisogna averne due, per morire, se ne abbiamo meno di due, siamo morti appunto. Di conseguenza, chi vuole vivere deve fare due occhi, chi vuole uccidere deve inibire la possibilità all'avversario di fare questi due occhi. Benissimo, tenterò nella pillola di questa sera di darvi un po' di punti di vista magari un po' diversi per farvi capire il concetto di come si fanno gli occhi, quali sono i punti fondamentali da tenere presenti e di conseguenza automaticamente quali sono anche quei punti a cui stare attenti nel caso invece si voglia distruggere la possibilità di fare degli occhi da parte del nostro avversario. Come dicono gli anglosassoni, steal the eyes, cioè rubare gli occhi, rubare lo spazio per fare gli occhi. Tutto sta nel identificare determinate forme e familiarizzare con esse. Capirete infatti, andando avanti, che tutto quello che per oggi, per voi, parlo soprattutto con i neofiti, risulta ancora molto ostico come concetto relativamente al riconoscimento delle forme, mano a mano che andrete avanti con i vostri esercizi risulterà molto più semplice ed immediato riconoscere queste forme. È esattamente come quando si insegna ai bambini piccoli a riconoscere una forma o un oggetto. All'inizio il bambino non l'ha mai visto, non sa che cos'è, però un po' alla volta riconoscerà che quell'oggetto è una mela, un tavolo, una sedia, un giocattolo. Nello stesso modo il cervello umano è fatto per apprendere, soprattutto dal punto di vista visivo, e imparerete e vi sorprenderete anche, ve lo posso garantire, nel comprendere come il vostro cervello riuscirà a individuare semplicemente guardando delle semplici forme, delle semplici pietre messe in determinati punti, riuscirà a individuare appunto il modo e la via per riuscire ad ottenere degli occhi. Andiamo quindi a vedere un po' di schemi sul nostro globale. Cominciamo subito con questo schema. Qui ho rappresentato in modo molto astratto e sintetico una corona di pietre bianche stanti a rappresentare l'influenza che può avere bianco alla fine, per esempio, di un Fuseki. Benissimo, dentro abbiamo nero che ha due gruppi che, seppur separati tra di loro, vedete, perché non si stanno toccando, non sono uniti in questi due incroci, si tengono vivi l'uno con l'altro. Ed ecco qui i famosi due occhi. Proviamo quindi a scomporre un attimino questa forma. Possiamo per esempio notare che se a questa forma sottraiamo una pietra nera, per esempio in questo caso qui, e al suo posto andiamo a mettere una pietra bianca, notiamo che stiamo già minando la possibilità di fare due occhi, perché questo gruppo è realmente isolato da nero. State attenti, se io adesso lo circondo con bianco in questo modo qui, noterete bene che se io mettessi un'ulteriore pietra qui, metterei in atari queste tre pietre. Di conseguenza, se nero vuole salvare quelle tre pietre lì, è costretto a giocare in questo punto e di conseguenza si va a togliere da solo un occhio che potenzialmente si stava costruendo. Questo gli resta,
Di conseguenza uno gliel'abbiamo tolto noi e l'altro, oltre a questo, dovrà farselo in qualche maniera da queste parti qui. Se nero avesse ad esempio una forma del genere, in questo punto, e toccasse ancora nero, ecco, se nero giocasse per esempio in questo punto qui, si creerebbe uno spazio per fare un occhio e questo occhio sarebbe sicuramente ottenuto, perché bianco non potrebbe assolutamente andare a giocare lì, perché nero, giocando in questo punto qui, metterebbe in atari bianco e se anche bianco scappasse, nero catturerebbe le due pietre ed ecco che questo occhio sarebbe praticamente fatto. Cosa viene spontaneo quindi fare se siamo bianco? Per rubare, per distruggere l'occhio a nero, conviene giocare in questo punto qui. Ecco che nero qui non riuscirà più a farsi nessun altro occhio. Allora probabilmente nero sarebbe costretto a scapparsene in una zona dove ha più spazio. Prendiamo ad esempio questa pietra qui di bianco che è solo 2 libertà. Ecco che nero potrebbe fare una mossa in questa posizione e costringere bianco a salvarsi. Vedete? Quindi nero fa una mossa che porta con sé 2 significati. Mette in atari bianco, bianco è costretto a scappare, nero si crea dello spazio che a questo punto può sfruttare ancora una volta per provare a farsi un occhio. Potrebbe certo tentare di fare una cosa del genere per provare a crearsi lo spazio lì, ma in questo caso bianco basterebbe che facesse una mossa del genere e automaticamente inibirebbe la creazione dell'occhio, perché questa pietra, vedete, è isolata da quel punto lì. Magari nero potrebbe tentare di fare una mossa del genere e bianco qui potrebbe per esempio tentare di venire in questa posizione qui. Allora nero, anche se si unisse in questa direzione, non sarebbe unito al suo gruppo e avrebbe di nuovo un occhio finto che non gli darebbe nessun vantaggio. Perché ho fatto questa corona di bianco? Per dimostrare quanto importante sia l'influenza. Perché poniamo ad esempio che nero volesse minacciare questa pietra per tentare un'ulteriore volta di farsi un occhio, ok? Potrebbe tentare di mettere in scala questa pietra qui. Vedete, questa qui è una tipica scala. Se bianco non avesse l'influenza, togliamo ad esempio questa pietra qui, questa sarebbe una scala a perdere per bianco. Quindi nero sarebbe tranquillo perché giocando quella mossa lì saprebbe che bianco, se è un neofita assoluto e non ha ancora capito come funzionano le scale, probabilmente giocherebbe tutta la sequenza fino in fondo, eccetera, eccetera. Se bianco invece ha dimestichezza con le scale, capisce sin da subito che è inutile continuare a giocare in quella pietra, per cui probabilmente bianco farebbe un tenuki da un'altra parte, certo allora nero potrebbe catturare ed ecco che qui nero avrebbe sicuramente la possibilità di fare probabilmente degli occhi. Ma ritorniamo allo schema iniziale. Allora abbiamo detto, se siamo in questa circostanza e bianco gioca qui, prima vi ho fatto quindi l'esempio circondando tutto, però se adesso tocca nero, vediamo che nero giocando lì connette questo gruppo al resto. Questa è una singola pietra che però rappresenta un gruppo da una sola pietra e come potrete notare lei da sola riesce a far star vivo tutto il gruppo, perché se anche io circondo tutto quanto, quella pietra lì da sola mantiene vive queste 2 libertà qui. Ecco che se abbiamo una forma del genere e tocca bianco, sappiamo che andando a giocare in quel punto lì, con buona probabilità bianco riuscirà ad uccidere tutto quanto il gruppo di nero. Ma proviamo a fare un'astrazione ancora più esagerata. Torniamo alla nostra posizione precedente. Se noi stessimo portando avanti la nostra partita e nero avesse cominciato a fare delle invasioni nel centro
Già mettendo due pietre così, nero dovrebbe già suggerirci qualcosa. Perché provate a ricostruire mentalmente la forma che avevo fatto prima. Quindi queste due pietre, per esempio, potrebbero essere le due pietre che rappresentano quella sorta di C che c'era prima. Per cui dove il primo occhio è in questa posizione. In che punto posso distruggere quest'occhio? Beh, per esempio, se sono bianco, andando a giocare in quella posizione lì, sto minando la possibilità di fare un occhio in quella posizione. Allora, se sono nero, cosa posso fare? Posso tentare di andare, per esempio, in quella direzione lì. Ecco che sto cercando di crearmi dello spazio qui dentro, vedete? Allora, se sono bianco, l'unico modo che ho per poter minare la possibilità di fare un occhio in quella posizione è per esempio quella di venire qui. Se nero cercasse di avvolgermi per catturarmi quella pietra, io verrei giù in questa direzione. E nero sicuramente qui dentro non si farebbe più nessun tipo di occhio. Prendiamo allora dimestichezza con le forme utili per fare occhi. Questa forma qui è una buona forma. Se siamo nero e abbiamo il sente e facciamo una mossa in questa posizione qui, un occhio è assicurato. Viceversa, se siamo bianco e abbiamo il sente e giochiamo sullo stesso punto, quest'occhio è distrutto, è rubato al nero. In questo caso qui, se abbiamo il sente e siamo nero, possiamo tranquillamente giocare in questa posizione, anche se questi 4 tagli sono ancora appunto utilizzabili da bianco per poter inibire la formazione degli occhi, abbiamo comunque la possibilità di fare un buon lavoro, perché potremo continuare a crearci dei toragucci che ci verrebbero sicuramente utili nell'economia della partita. Facciamo degli esempi. Se bianco dovesse ad esempio tagliare in quella posizione, noi possiamo andare qui, bianco taglia, scusate ho sbagliato, se bianco taglia in quella posizione, vedete ormai questa pietra qui è fuori dei giochi, potremo però per esempio uscire. Uscendo avremo questa pietra di bianco che è in scala. Come vi dicevo, qui abbiamo dell'influenza di bianco, per cui questa scala sarebbe a vincere per bianco. Però se questa non ci fosse, probabilmente avremo la possibilità di uscire. Mettiamo in scala però anche questa pietra, per cui vedete, provando a far girare un po' l'immaginazione, dobbiamo riuscire a capire, oltre al discorso degli occhi, quindi studiarci bene tutte le forme si imparano anche molto con gli Tsumego. Un'ultimissima menzione: poniamo quindi di essere nero e di voler fare un'invasione su un'area controllata da bianco, le nostre mosse non dovranno essere volte a creare le forme standard degli occhi immediatamente. Cosa vuol dire? Vi faccio un esempio molto pratico per cambiare forma, anche per variare un attimino. Contiamo le pietre e quindi le mosse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ecco, qui abbiamo altri due gruppi separati tra di loro che però si mantengono vivi l'uno con l'altro. Vedete? 10 mosse nell'economia di una partita sono tantissime, per cui se noi dobbiamo cercare di crearci due occhi, non dobbiamo assolutamente partire con l'idea che siano due occhi nel centro, ma che siano due occhi anche per esempio in un lato, con la classica forma standard della prima che si impara, che è quella che vi ho mostrato anch'io nelle primissime lezioni, no? Che è questa qui, vedete, con le 6 pietre.
Le pietre non vanno assolutamente giocate in questa sequenza per creare esattamente questa forma, perché in questo modo qui voi state sprecando, per così dire, l'opportunità di espandervi. Voi dovete ricercare mosse che abbiano più significati, e vi dico, le vedremo sicuramente quali sono queste mosse, che però gettino le basi per poter fare eventualmente degli occhi. Questo cosa significa? Che se noi vogliamo invadere il centro, ci impariamo un po' quali sono le forme vive del centro, e quando facciamo le nostre azioni giocheremo le nostre pietre magari un po' qui, un po' qui, un po' qui, un po' qui, e poi quando abbiamo piantato queste pietre che ci creano una sorta di corona e quindi un'area difficilmente invadibile, andremo un po' alla volta a congiungerle per creare i nostri occhi, per esempio in questa maniera qui, come vi facevo vedere prima. Vedete? Ecco per esempio che queste due pietre qui e queste due pietre qui possono già cominciare a ricordarci la forma che si vedeva prima. Vedete? Un occhio è qui, l'altro probabilmente qui si riesce a ricavare. Se invece siamo bianco, il punto di vista è speculare. Dobbiamo giocare in modo che nero non abbia la possibilità di unire tutte le pietre. Assolutamente vietato, ripeto, fare le mosse per costruirci due occhi in modo sequenziale, in questo modo qui. Questo caso qui, ad esempio, potremo trovarlo nel momento in cui vogliamo fare un'invasione nel Shang classico. Qui avremo sicuramente bianco che cerca, per esempio utilizzando l'ormai famigerato Joseki. Vedete, io qui non sto assolutamente facendo mosse che mi portano a crearmi gli occhi, ma sto cercando di prendermi spazio. Eccolo qua, spazio vitale, perché se poi anche bianco volesse farmi l'invasione per poter entrare dentro, io qui a un certo punto posso provare a fare una mossa del genere e comincio a crearmi lo spazio per poi vivere. Quindi tutte le forme base, quelle che si vedono anche nelle prime lezioni base che ho fatto io sui miei video, quelle vanno imparate come forma standard e minima, ma quella forma non va ricercata assolutamente per essere riprodotta tale e quale. Diciamo che quella forma deve essere contenuta in un universo di pietre molto più ampio. Benissimo, allora mi fermo qui per questa sera, perché appunto è una pillola, ma soprattutto non vorrei darvi troppe informazioni che magari rischiano di confondervi anche le idee. Lo ribadisco per l'ennesima volta, tutte queste cose che vi dico molto volentieri vanno ricercate nelle partite che fate. Vi consiglio quindi di fare molte partite e, se le perdete, di analizzarle successivamente e cercare di capire il perché le avete perse. Le avete perse perché il vostro avversario vi ha catturato troppe pietre? Sì, benissimo. Perché mi ha catturato troppe pietre? Perché non sono stato capace a farmi due occhi. Perfetto. Perché non sono stato capace a farmi due occhi? E cominciate, per esempio, a prendere spunto da questo video e provate a capire se da soli riuscite a trovare il bandolo della matassa. Naturalmente io non posso assolutamente spiegarvi tutti quanti i dettagli sul come si devono fare gli occhi, però posso indicarvi la via per imparare questo sistema. Come dice il famoso detto, se dai a una persona un pesce lo sfami per un giorno, se gli insegni a pescare lo sfami tutta la vita. Ecco, io vi sto insegnando a pescare, passatemi questa similitudine. Io vi ringrazio ancora per l'attenzione,
Se avete dei commenti o delle cose che non vi sono chiare, potete tranquillamente scrivere qui sotto e io sarò ben felice di rispondervi. Se volete scrivermi, questo è il mio indirizzo email per mandarmi anche eventuali SGF o richieste un po' più precise, io sarò felice di rispondervi. Ormai siete in tanti che mi scrivete, per cui faccio veramente tanta fatica a rispondere a tutti, ma ci provo lo stesso. Oppure se volete seguirmi via Instagram, questo è l'indirizzo, e anche lì un po' alla volta io la chetichella pubblico sempre qualcosina o delle stories oppure delle anteprime di quello che andrò a fare, per cui sarete anche informati un po' prima rispetto ai video che stanno per uscire. Grazie ancora per l'attenzione e buona serata a tutti quanti.